Abbiamo analizzato i dati che riguardano gli aumenti di tutti i generi, partendo dagli alimentari alla spesa per i carburanti, ma anche per gli asili nido e le rette delle RSA, le bollette che aumentano anche per le aziende, non solo per le famiglie. Insomma, un quadro veramente difficile, in cui è difficile, quasi impossibile, arrivare a soddisfare le esigenze dei cittadini e di tante famiglie, per cui la risposta che noi possiamo dare ad oggi è quella classica, partendo dall'addizionale IRPEF regionale che riguarderebbe una parte limitata della popolazione veneta con più di 50.000 euro di guadagno, quindi poche persone per favorire insomma tantissime esigenze che ad oggi hanno necessità di essere soddisfatte. Dall'altro lato possiamo intervenire subito, e quindi io l'ho fatto con una richiesta formale al Presidente Zaia, invitando la commissione che è fatta da associazioni di consumatori per analizzare quello che si può fare in questi casi in cui appunto si parla di carovita. L'altra questione fondamentale è quella di ripianare subito il grave ritardo nei confronti di una riforma delle IPAB che tarda ad arrivare, sono decenni in cui aspettiamo. E siamo ultimi solo dietro a Sicilia e Calabria, quindi insomma credo che sia un ritardo notevole e considerevole che non ci dà lustro come Regione del Veneto, e dall'altra serve assolutamente garantire alle famiglie più in difficoltà un contributo straordinario. Se non lo facciamo ora non lo faremo mai più, perché adesso che servono fondi assolutamente importanti. Tra l'altro, proprio legata a questo, la questione dell'addizionale IRPEF, che andrebbe a garantire 100 milioni di euro all'anno, quindi un contributo straordinario in questo senso alle famiglie più in difficoltà sarebbe doveroso.